3 punti in palio che vogliono dire davvero tanto per le ambizioni di queste due squadre, la Golbet Calcio 8 per muoversi da metà classifica ed andare ad insidiare le prime, mentre la Steaua 2005 per muovere finalmente i primi punti della classifica. Appassionati di Calcio 8, buonasera, benvenuti al Circolo Sportivo Empire, campo stasera la Golbet Calcio 8 contro la Steaua 2005. Primo pallone del match che viene giocato dalla Steaua 2005, oggi in maglia gialla con pantaloncini neri, subito alto il pressing però della Golbet, lo porta numero 9 Roversi, si parte quindi rimessa laterale a favore Steaua, pallone recuperato però a centrocampo dalla Golbet, subito giocato per Tubani, il destro, anzi il sinistro, in prima intenzione del numero 7, primo squillo di tromba della Golbet in questa partita. Parte con calma la Steaua, subito alto però il pressing degli avversari, il portiere però riesce a controllare il pallone, allargare subito però sulla destra, pallone toccato al centro, subito alto pressing ancora col pallone recuperato da Morezzi, tentativo di imbucata col pallone allontanato ancora dalla difesa. Sterbini in anticipo, di tacco a liberare, di tacco male anche il difensore della Steaua, deve uscire il portiere ai limiti della sua area per bloccare il pallone con le mani, poi fa subito ripartire i suoi, subito attaccati, non hanno il tempo di respirare i giocatori della Steaua, provano poi una verticalizzazione con anche il fischio dell'arbitro però che concede un po' di respiro ai giocatori in maglia gialla. L'arbitro indietreggia al punto di battuta, vediamo se andrà direttamente dentro l'area di rigore, c'è la possibilità di andare profondo, infatti è così, il portiere della Golbet la chiama proprio al limite della sua area e poi con i piedi fa ripartire i suoi, tentativo di anticipo con uno scontro a centrocampo tra Morezzi e l'avversario, per l'arbitro fallo l'ha commesso il numero 20 della Golbet, quindi riparte Steaua col pallone giù a terra, prova ad andare tocco Iai, indietro però anticipato Roversi, tempo per tenere il pallone, torna poi da Sterbini, controlla centrocampo Morezzi, lotta Tubani contro due avversari, spalla a spalla, poi diventano due gli avversari da superare, il pallone esce e la rimessa è accordata alla Steaua. Pantaleoni ancora in rimessa laterale, prendono campo così i giocatori dello Steaua, tentativo ancora di accentramento, il fallo stavolta lo ha subito numero 7 Tubani, quindi a battere il fallo sarà la Golbet, la mette giù Pantaleoni, battuta profonda a cercare
Roversi, il portiere la chiama anche in maniera sonora e blocca il pallone. Iai, anticipato da Sterbini, il pallone si impenna, termina fallo laterale proprio sotto la nostra postazione. Sterbini larga Pantaleoni sulla destra, testa alta, torna ancora dal portiere. Sterbini, non c'è pressing col numero 6 che può appoggiarsi su Morezzi. Ancora Morezzi, spazio per portare il pallone, chiamato solo numero 9. Ancora a lottare a centrocampo Sterbini, il fallo chiamato dall'arbitro veramente pochi centimetri dal punto di battuta. Pensa due volte va Cercez con il rilancio a pescare il compagno. Sterbini di testa anticipa tutti, riesce ad appoggiare al suo estremo difensore che poi si appoggia a Pantaleoni. Ancora Sterbini, adesso arriva il pressing sì della Steaua, appoggio con tanto spazio ora per i giocatori in maglia bianca di portare sul pallone, ma intercetta Petrica. Ancora il numero 4, tocco di allargare il pallone per il compagno. Ancora Petrica, vediamo se può andare alla conclusione, si perde in qualche dribbling, alla fine serie di batti e ribatti. La Golbet che esce col pallone tra i piedi, rilancio ancora a cercare il compagno, pallone messo al centro, l'anticipo su Morezzi però su tocco di Roversi. Ancora alto il pressing con Tubani che chiama un fallo che però non arriva. 1-2 col pallone che non si concretizza per la Steaua. Allora ancora Golbet col pallone messo al centro, la rispinta del portiere non è delle migliori, però fortunato con l'estremo difensore della Steaua che c'è uno dei suoi a cogliere la respinta. In avanti poi il lancio, ritmi altissimi in questo inizio. Morezzi ci pensa lui alla conclusione, esce di poco. Urcă acum așa, ia col după tine, ia și urcă. Nicule! Il quando non c'hai uomo, Parte la Steaua con lancio lungo, Sterbini scavalcato, vediamo se riesce a servire dalla parte opposta al compagno e lo fa sotto porta, proprio dentro l'area di rigore. Dobrin fallisce, un tentativo veramente importante. Morezzi si poggia a Sterbini, la porta numero 6 per allargarsi bene sul compagno sulla sinistra, sventagliata con Garofalo che ha subito il fallo proprio sulla tre quarti, leggermente sulla sinistra. C'è Galassi sul punto di battuta, lascia l'incombenza però a Moretti, vediamo se col suo destro proverà ad andare anche verso la porta. Difesa al portiere avversario, pronto Moretti col suo destro, parte la conclusione che però non sembra impensierire la difesa avversaria. Poi ancora Morezzi che alleggerisce per Sterbini, Pantaleoni sulla destra, spazio numero 5, sterzata e poi cambio gioco ancora per Morezzi, dribbling del numero 20, poi tentativo di servire un compagno che non riesce, poi l'anticipo di Tubani su Cercez è falloso, resta anche a terra il numero 10 della Steaua 2005. Battuta profonda, troppo profonda, tant'è che esce fallo di fondo, cercato Dumitru, pallone però fuori misura, riparte Sterbini, appoggio con Morezzi, 1-2 con Pantaleoni, battuta profonda a cercare Roversi, recupera la Steaua proprio all'altezza del centrocampo, il pressing ancora falloso da parte di Tubani, tanti falli in questo avvio, però anche i ritmi sono alti, quindi giustificate un po' queste
interruzioni di gioco continue, cambio gioco che arriva in questo istante, messo giù Morezzi senza fallo, Iai prova a servire un compagno ma innesca Tubani, vediamo se riesce ad arrivare sul fondo, Tubani lo sbilancia bene un avversario, vediamo se arriva anche il primo cartellino del match, l'arbitro guarda male l'autore del fallo, però non sembra, sì, arriva adesso, primo giallo per il giocatore della Steaua, sempre Morezzi sul punto di battuta, c'è anche Galassi questa volta lì vicino alla palla, vediamo chi dei due andrà verso la porta avversaria. Parte il destro col portiere che riesce a toccarla, ancora Golbet vicino alla rete del 1-0. Angolo battuto ora alto, cercato Pantaleoni sul secondo palo, la mette giù, vediamo se riesce a liberare il destro, lo fa, il pallone resta lì dentro l'area di rigore, rimessa ancora al centro, questa volta è la Steaua che può uscire palla al piede, però difficile salire con così tanti avversari alle calcagna, infatti perdono palla i giocatori in maglia gialla, tentativo di uscire palla al piede, quindi riparte ancora la Golbet con una rimessa laterale, poi Sterbini può portare palla al numero 6, non c'è nessuno a bloccarlo, larga poi sulla sinistra per Garofalo, si dimentica del pallone al momento del tocco, infatti la perde, poi tentativo di innescare davanti Bomber Marian, la palla scivola via sul fondo, anzi tenuta in campo da Sterbini, accorcia i tempi e serve Morezzi, superare ora il centrocampo, tentativo di imbucata col pallone che alla fine viene bloccato da Ionescu, la tiene con qualche brivido il portiere della Steaua con le mani poi subito a rilanciare per i suoi, pressing alto di Morezzi, l'arbitro sembra segnalare fallo ma solamente rimessa. Pronti a ripartire con rimessa laterale, si contende a centrocampo il pallone Giai, ma è lui l'ultimo ad aver toccato la sfera, quindi Pantaleoni con le mani, tocco per Galassi, ancora Galassi ci prova da lontanissimo, Galassi poi sulla respinta non riesce ad arrivare nessuno dei suoi compagni, si salva ancora la Steaua 2005 con una Golbet più e più volte vicino al gol dell'1-0, il fatto sta che comunque un po' Dumitru, un po' anche la sfortuna dei giocatori in maglia bianca, il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0 al 13° del primo tempo, pallone allargato sulla sinistra, va a lottare Morezzi, superato con Cercez che prova l'imbucata, serve Pantaleoni, allora Garofalo con calma può imbastire l'azione offensiva la Golbet, Morezzi, dribbling elegante a centrocampo, poi il tocco per Roversi non riesce perché diventa buono per Tubani, ancora Tubani, prova lui il sinistro, si allunga Dumitru e blocca il pallone. Lancio proprio di Dumitru, zona controllata da Garofalo che stacca di testa, raccoglie però la Steaua lì sulla sinistra, tentativo di cambio di gioco che riesce bene, servito Dobrin, sguarda al centro e cross, deve uscire, estremo difensore della Golbet, lo fa e serve i suoi, innescato subito poi in avanti Roversi, salta un avversario il numero 9, sguarda al centro col pallone, poi diventa un tiro, Dumitru la tocca e può ripartire la Golbet, ancora Tubani
tiene Tubani, prova a spostarsela sul suo sinistro, ancora Dumitru, questa volta doppia conclusione alla fine di testa, riesce Roversi a sbloccare il match, 1-0 per la Golbet Calcio 8. Cambio gioco Steaua, spazio per inventare qualcosa per i giocatori in maglia gialla, spazi ora però sono chiusi, si può provare sempre una conclusione dalla distanza, pallone appoggiato con Dobrin, prova lui ad inventare qualcosa, il tiro è potente, il pallone resta in linea di rigore, vediamo se riesce a girarsi l'attaccante Rocciosa, però la difesa della Golbet, il pallone ancora toccato all'indietro, si immola Roversi con un 1-2 che innesca proprio il numero 9. Non schiacciate però, occhio, prendiamoli prima, regà, prima! Tocco con le mani Morezzi, Garofolo, si va da Tubani, Galassi, ancora Galassi, lancio a cercare, movimento di Roversi, un po' fuori misura, col numero 9 che si era impegnato ad andare a prendere il pallone, riparte Dumitru, un tocco per il suo difensore, viene incontro Majan, dare qualcosa al numero 9, per ora si invola sulla fascia sinistra, sbatte su Pantaleoni che poi elegantissimo ad andarsene, ancora Pantaleoni innescato con l'1-2 di Tubani, tocca al centro a servire il compagno, si supera Dumitru in questa parata in uscita. Galassi dalla bandierina, la chiama Roversi, Dumitru ci mette i pugni, il pallone si impenna ma fortunatamente per la Steaua ricade lontano dalla traversa, quindi ancora corner, 17esimo primo tempo, 1-0 Golbet, Galassi pronto al calcio d'angolo col sinistro, palla messa al centro, la spizza Roversi, tocco però è fuori misura, può ripartire Dumitru. Rilancio a cercare Marian, pallone che attraversa tutto il campo. Sterbini contro Galassi, pressato da due avversari, il numero 10 riesce ad appoggiarsi con un tocco complicato, deve impegnarsi Morezzi, toccato il pallone per ancora un 1-2 con Morezzi che non si concretizza, va a lottare Galassi a centrocampo, ma ancora Steaua, lancio per Marian, Sterbini è in anticipo, messo anche giù Sterbini da Marian, non c'è dubbio per i direttori di gara. Giù il capitano è proprio lui sul punto di battuta, pronto a ripartire per i suoi, mentre ci avviciniamo alla fine del primo parziale, 20esimo quasi sul cronometro, 1-0 Golbet, Pantaleoni, appoggio al portiere subito da Sterbini. Avanti il tocco per Roversi, si gira bene il numero 9, serve poi Tubani dentro l'area di rigore, prova a giocare a memoria quando poi aveva tanto spazio per andare a rete, si lotta ancora con Pantaleoni che è l'ultimo ad aver toccato il pallone, quindi riparte Steaua con una rimessa con le mani, profondo a cercare Marian, Pantaleoni però è in agguato, riesce ad allontanare, serie di batti e ribatti, ancora il numero 5 della Golbet col pallone tra i piedi,
Sterbini, può andare lui adesso, altezza del centrocampo, tenta un lancio che diventa buono per Tubani, palla messa al centro con poi il destro proprio di Tubani, salva ancora la Steaua, pallone per Marian intercettato, mischiato poi in avanti Garofalo col cross che Dimitru riesce a smanacciare, vediamo se ce la fa uscire la Steaua 2005, tentativo di imbucata, compagno che non riesce, la Roversi si appoggia a Pantaleoni, Galassi, centrocampo, il tocco all'indietro per Morezzi, praticamente lui ultimo uomo, pressing però della Steaua non accenna a farsi un po' più prepotente nei confronti degli avversari, allora Morezzi ha tutto il tempo per portare a spasso il pallone dalla propria tre quarti fino al centrocampo, si appoggia su Roversi, anticipato Tubani, raccoglie Galassi, torna addirittura all'indietro dal portiere. Sterbini, avanti il tocco con Roversi che riesce a eludere il suo marcatore, Garofalo sul fondo, pallone messo al centro, questa volta sì intercettato. Ancora Steaua con calma, stavolta i giocatori in maglia gialla provano a inventare qualcosa, c'è Marian lì in agguato, la lascia però al compagno, vediamo questa conclusione dalla distanza che è potente, allontanata però da Pantaleoni, raccoglie Marian con le mani subito per Cercev, poggia poi all'indietro con un pallone che deve impegnarsi Tilica, infatti capisce tutto Roversi e innesca davanti a sé Morezzi, il tiro di Morezzi, palo pieno a salvare la Steaua dal raddoppio. Angolo ancora per la Golbet, arriva il pallone al centro, questa volta c'è l'anticipo su Roversi, il pallone schizza e in fallo laterale pronto Pantaleoni a raccogliere, 22esimo sul cronometro, Galassi poggia su Tubani, Pantaleoni ad Asterbini, tocca per Morezzi che se la sposta, sbatte poi addosso a un avversario, per l'arbitro non c'è fallo. Pallone sportivamente restituito da Golbet per favorire l'intervento medico per uno dei suoi. Ha fatto sta che parte la Golbet col pallone che viene però intercettato da Marian, tentativo di servire l'imbucata di un compagno che non riesce, quindi ne è entrato Scerrati all'indietro per Sterbini, lancio a liberare Roversi, fa buona guardia però la difesa della Steaua. Allora Dobrin, tocco centrale intercettato da Tubani, a lottare proprio con Dobrin, raccoglie Marian con Galassi alle spalle, pallone allargato poi per il tiro dalla distanza del numero 5 della Steaua, il pallone era pericoloso per la porta della Golbet, fatto sta, niente di fatto, ancora 1-0 il risultato per la formazione in maglia bianca. Scerrati poggia Garofalo, indietro Galassi, coglie Roversi isolato contro il suo marcatore, al numero 4 Petrica spedisce pallone in calcio d'angolo per evitare altri guai, c'è Scerrati sul punto di battuta, arriva ora il cross, pallone allontanato dalla difesa, raccoglie però Galassi, sguarda al centro col cross che arriva ora, adesso ancora brava la difesa della Steaua che adesso sembra aver preso un po' le misure agli avversari. Pantaleoni, tocco con Tubani, Scerrati attaccato, Steaua con Marian, ancora Marian deve scaricare con
Poi un contrasto a centrocampo con Pantaleoni, l'arbitro non fischia, allora ancora Golbet in questo finale di primo tempo, attaccato Roversi, Garofalo, Sterbini, Scerrati, finta e appoggio ancora per Sterbini, può portare palla al capitano, tentativo di imbucata per Roversi, non riesce, Dumitru può ripartire con una rimessa dal fondo, scaduto tempo regolamentare in questo primo tempo, 25esimo, che scocca ora, recupera Tubani, altezza del centrocampo, ancora Tubani, numero 7, pallone incollato al piede, grande tecnica per lui, ancora Tubani, sventagliata sui piedi di Pantaleoni, appoggiare per il compagno, arriva il cross immediato, sponda e poi sinistro di prima intenzione da parte di Roversi. Bravo Bogdane! Tocco non dei migliori, allora Steaua a ripartire, rilancio a cercare Marian, c'è Sterbini attentissimo in copertura ancora, togliere il pallone tra i piedi dell'attaccante avversario, va ancora Cercez all'indietro per Dobrin, tentativo di bucata con Galassi che fa scudo con il corpo, lottare Tubani per l'arbitro, il pallone è uscito, anzi per una gomitata messa a segno dal numero 7, quindi palla Steaua. Vediamo se vanno alla conclusione i giocatori dello Steaua, Sterbini un po' con le maniere forti su Ionescu, si sa che per nessuno dei due direttori di gara è arrivato il fallo, quindi può ripartire ancora Golbet, Scerrati all'indietro per Sterbini, appoggio con Roversi che è venuto incontro, Scerrati, buona l'imbucata per Tubani, sinistro al volo, conclusione veramente pregevole. Pronti a ripartire in questo secondo tempo, questa sfida tra Golbet calcio a 8 e Steaua 2005 1-0 per la Golbet, gol maturato nel primo tempo. Va a raccogliere il pallone la Golbet, arriva al rilancio in avanti col pallone messo al centro, De Bernardo riesce a bloccare il pallone ed evitare anche il calcio d'angolo. Pantaleoni, lancio a cercare numero 14, alla fine può ripartire Moressi, si appoggia a Roversi, perde l'attimo per colpire la Golbet, quindi si torna indietro. Avanti il pallone per Maramao che non arriva a destinazione, allora Steaua che può uscire con il suo capitano, sventagliata in avanti sulla sinistra, si fanno vedere al centro compagni che nel frattempo sono saliti, il dribbling su Sterbini di Marian non riesce, allora Roversi deve venire incontro, isolato contro la difesa avversaria, prende anche un colpo da Bogoiu, Cercev, lui a raccogliere, ancora Cercev, bucata che non riesce, allora Sterbini lancia a cercare Roversi, 2 contro 2, Roversi si appoggia a Moressi che nel frattempo era arrivato in corsa per la conclusione, non c'è neanche calcio d'angolo, riparte Dumitru direttamente con rimessa. Rilancio col pallone messo giù da Marian, pressing di Maramao, raccoglie Roversi, qua Roversi con l'appoggio su numero 21 Scerrati, ancora Scerrati, questa volta al pallone
po' conteso, la recupera Pantaleoni, dribbling ancora del numero 5, vediamo se libera il tiro col pallone messo ora al centro nell'area di rigore, sotto misura Roversi, non trova il gol del 2-0. Lancia a cercare Marian, troppo profondo, coglie De Bernardo, Pantaleoni, appoggia su Maramao, proprio sotto la nostra postazione, ancora Maramao, Morezzi, pallone scucchiaiato ancora per Maramao a correre contro due avversari. Ancora l'imbucata, fuori misura, può ripartire Ionescu, da lui con le mani, tocco Tilinka. Ancora Steaua che questa volta palla al piede riesce ad uscire, supera ora il centrocampo, c'è Marian davanti che fa movimento, il tocco invece è per Tilinka. Lancia a cercare, movimento di Bogoglio, palla troppo fuori misura, riparte allora la Golbet, Morezzi, contro Roversi, altezza del centrocampo, sempre spara alla porta, preziosissimo col tocco per Scerrati, il destro di Scerrati, pallone gira, però non trova la porta, brivido però ancora per la Steaua. Corner battuto altissimo per Pantaleoni, il destro di Pantaleoni al volo, sarebbe stato un gol pauroso. Tocco per Maramao, destro potente però fuori misura, riparte la Steaua, pressing altissimo di Pantaleoni che però commette fallo, altezza del limite dell'area di rigore, quindi può ripartire la Steaua col proprio capitano, incaricato Tilinka di battere questa punizione. Quinto minuto nel secondo tempo, 1-0 Golbet, ma partita più in bilico che mai. Cercez scaricò in avanti, a vedere ancora Cercez ignorato dal compagno che quasi gli va a sbattere addosso, servito ora al numero 10, prova a girarsi un po' tutte ma gli avversari intorno per i giocatori della Steaua, fatto sta che guadagnano una rimessa laterale all'altezza della tre quarti. Appoggio di ritorno sbagliato, ne approfitta la Golbet per ripartire. Roversi lo sbaglia anche lui, il tocco di ritorno al compagno aveva battuto la rimessa, quindi rende il favore agli avversari. Cercez, stavolta lui a ricevere, attaccato da Scerrati, ancora Cercez, alza sul pallone il numero 10, la porta un po' a spasso, poi l'imbucata non riesce, parte Maramao, palla al piede, 2 contro 1, ancora Maramao, supera l'avversario e si supera il portiere. In questa risposta è arrivata la saracinesca, si è abbassata, ha negato il gol del 2-0 alla Golbet. Calcio d'angolo battuto ora verso col pallone, alla fine girato da Morezzi in mezza rovesciata, alla fine il pallone va sul fondo, toccato anche da un avversario, ancora calcio d'angolo per la Golbet, stavolta battuto basso, l'anticipo proprio sempre sullo stesso Morezzi, destro ancora dalla distanza, prova a uscire, palla al piedi la Steaua e ci riesce, lancia a cercare Marian, cancia il numero 9, però è rientrata la difesa della Golbet.
Poggia ancora per Marian, vediamo se andrà, messo giù, non c'è il fallo, prova a ripartire ancora la Golbet. Maramao, anticipato da Pirinca a lottare Scerrati contro il numero 4 avversario, proprio all'altezza del centrocampo. Ancora Marian, anticipo secco di Sterbini, pallone però può ancora innescare il numero 9 che ci riesce, però a servire al centro il compagno. Pantaleoni, una diga lì in area di rigore. Roversi, c'è Maramao che ha fatto il movimento, servito ora al numero 14 che deve farsi perdonare. Ancora un'ottima risposta del portiere avversario. Ancora corner, battuto ancora alla ricerca di Pantaleoni, questa volta finta, la conclusione al volo, si era portata al centro, allungatosela un po'. Stavo in ripartenza, appoggio centrale verso Cercez, non riesce, Roversi messo giù l'avversario in maniera fallosa. E un time out. Consumato il time out, non un minuto sul cronometro del secondo tempo, 1-0 Golbet, rilancio per Marian, non la mette giù, Maramao fa scorrere il pallone, preda degli avversari, Morezzi a innescare però ancora Maramao che pensa al destro, lo prova in diagonale, la controlla però la conclusione, il portiere che scivola poi sul fondo. 1-2 col pallone che però è recuperato da Scerrati, prova a innescare i suoi, non ci riesce. Maramao raccoglie lui sulla tre quarti, pensa al destro e subisce una spinta da dietro da parte di un avversario, per l'arbitro non c'è dubbio, è fallo, punizione anche da punto interessante per la Golbet. Stesso Maramao che ha subito il fallo, andrà lui alla battuta, lamenta che la barriera sia un po' effettivamente troppo vicina, l'arbitro però non vuole ricontare i passi, dice che va bene, quindi contenta Maramao che parte col destro, esce fortissimo e tanto in anticipo dalla barriera Romi. Fase un po' confusa con Romi che era uscito anche in maniera goffa, tanto in anticipo dalla barriera, quindi si ripete tutto. Maramao sul punto di battuta, c'è anche Scerrati, vuole far partire il suo destro, vediamo chi dei due andrà alla conclusione. L'arbitro rifischia ancora un'altra volta, parte sempre Maramao questa volta. Tiro arriva a destinazione tra le braccia del portiere avversario che prova a far ripartire i suoi. Abbiamo perso quasi un minuto e mezzo per questo calcio di punizione. Ancora Maramao in surplus, prova a servire un avversario. Romi con le maniere forti allontana il pericolo. Pallone per Tilinka, lancio dalla parte opposta dove raccoglie Bogoiu. Ancora Bogoiu, tentativo di 1-2 con Dumitru. Non riesce, anche perché la Steaua ha commesso anche un fallo proprio lì all'altezza della tre quarti, quindi Sterbini è pronto a ripartire. Un calcio di punizione, tocco per Pantaleoni, Sterbini, ancora Pantaleoni, può portarla anche il numero 5, preferisce andare in avanti per Roversi,
con l'appoggio per Maramao, può punire gli avversari la Golbet, arriva il cross con la schiacciata di testa, parte di Roversi, troppo comoda però la conclusione tra le braccia del portiere avversario. La Steaua che deve crederci per andare a riprendere questa partita. Dumitru a lottare con Sterbini che gli passa davanti e gli soffia il pallone, nel rilancio però non è altrettanto bravo il difensore della Golbet, infatti ha raccolto Bogoiu. Cercez in area di rigore, la sponda per Bogoiu, il destro contrato Cercez con la fine anticipo da parte di Sterbini, rilancio con ancora Tirinca, Romi di sinistro, rilancio cercare Scerrati, Maramao, tocco per Scerrati, l'imbucata è buona proprio per il compagno, il pallone si impenna, Romi può ricominciare col pallone tra le mani di De Bernardo, va al rilancio a cercare Roversi, la partita si è un po' incattivita questo finale di primo tempo, la Steaua comunque vuole provare ad andarla a riprendere. Morezzi arriva al fallo a centrocampo, ha messo giù numero 2 Dobrin, cerchio del centrocampo, quindi punizione Steaua. Tilinka, Dobrin, tocco in avanti, anticipo di Sterbini, messo ancora giù il numero 6 della Golbet, sempre in anticipo sugli avversari. Partita praticamente perfetta, stava macchiando però con una rissa, almeno un accenno di rissa con un avversario fortunatamente spenta sul nascere. Roversi di testa, pallone che diventa buono per Dobrin, prova a innescare i suoi, ma Morezzi davanti prende possesso della sfera e prende anche un fallo, posizione interessante, lontano dalla porta, però si può andare anche per una conclusione diretta. C'è Scerrati che dalla rincorsa presa sembra voglia andare direttamente verso la porta avversaria. Ora col destro, presa in pieno la barriera, raccoglie Sterbini. Il rilancio verso la di rigore, la lontana Romi, vediamo come si distende questo contropiede della Steaua, palla che diventa buona per Dumitru, conclusione di Dumitru. Non c'è tocco degli avversari, brivido però per la Golbet, sempre in vantaggio 1-0, 17esimo del secondo tempo. Pallone toccato da Dobrin, Maramao a raccoglierla. Stavo messo giù Maramao, non c'è fallo, c'è solamente rimessa con le mani Pantaleoni proprio sotto
la nostra postazione ad andare. Con le mani Morezzi, Sterbini, palla che gira poi sulla sinistra, viene contro Tubani che è appena rientrato sul terreno di gioco. Recupera la palla da Golbet, però sono i giocatori in maglia bianca, gli ultimi ad averli toccare con Dumitru. Tubani prova ad avventarsi sul pressing degli avversari, messo giù Tiricca. Ultimi a toccare sono stati però giocatori in maglia bianca con Tubani, quindi riparte ancora Steaua 2005 con una rimessa dal fondo, raccoglie Pantaleoni, appoggia Morezzi, bucata per Tubani, chiama forte la palla al portiere, la blocca Dumitru, appoggia su Dobrin, attaccato da Scerrati, arriva l'imbucata con De Bernardo che deve impegnarsi per spedire lontano il pallone. Pantaleoni, poi l'appoggio ancora con Dumitru a lottare lì vicino all'out di sinistra, finale caldissimo con la girata poi che De Bernardo riesce a mettere giù. Vediamo se arriva una rimessa con un po' di calma. Pantaleoni, De Bernardo deve andare con i piedi, va profondo con il lancio sul quale si avventa Tubani che la tocca. C'è Romi attaccato dallo stesso Tubani, il pallone termina fuori. A me mi ha morito per questa cosa, non siete per favore, non siete per favore, per questa cosa a me mi ha morito. No, come mi seduto, non mi rispondi. Ma mi sta seduto, tutti, grazie. Non succede niente, oh, capo, non succede niente. Perché ridi? Hai ragione, Con le mani ancora Sterbini in anticipo, Scerrati, imbucata per Tubani, movimento al centro di Maramao, ancora Tubani, prova a saltare il portiere, poi il destro di Tubani, non riesce a chiudere la partita la Golbet, quindi si deve soffrire altri 5 minuti di speranza invece per la Steaua di andare ad agguantare almeno il pari, sarebbe il primo punto. Maramao col pallone che ha sbattuto addosso al direttore di gara che l'ha tenuto in campo, il destro però troppo strozzato e termina sul fondo. Ora il rilancio messo giù da Dumitru, rimessa ancora a favore della Steaua. Dobrin coglie lui sull'out di sinistra, 1-2 con Scerrati che intuisce, allora buona traccia per Maramao, dribbling a rientrare del numero 14, parte il sinistro, ancora ottima risposta ma non è finita, Tubani poi di destro sotto misura, non la chiude. Dribbling di Dobrin, il pallone diventa buono per Marian, pallone girato, capisce tutto bene però la difesa della Golbet, vediamo come si distendono. Maramao, pallone ancora allargato, arriva ora al tiro, diagonale che attraversa tutta la linea di porta, si spegne sul fondo, con la partita in bilico, 1-0. Il lancio su Marian con Pantaleoni che lo va subito a pressare, guadagnata rimessa però da parte del numero 9 della Steaua. Andato a salire con Dobrin sul punto di battuta, Marian
pallone poi rispedito all'indietro. Petrica prova ad andare in maglia numero 4, scodellata in avanti, allontanata da Sterbini. Pantaleone dribbling con un sombrero, zona un po' complicata di campo. Tubani prova a girarsi con l'imbucata per Maramao, ancora Petrica di testa, spedire il pallone in fallo laterale. Numero 2 Maramao, ancora Maramao, può partire il sinistro, il portiere si distende e la blocca. Profondo con la spizzata, Sterbini di testa ad allontanare, Scerrati all'indietro, Romi la lascia scorrere per il suo portiere. Dobrin arriva al rilancio a cercare tocco col pallone tenuto in campo. Sterbini ancora a lottare davanti all'attaccante avversario, pallone tenuto in gioco, però nel rilancio deve impegnarsi Tubani a riprendere il possesso del pallone e ce la fa. Ancora Tubani, subisce anche fallo ma continua. Maramao ancora al destro, Tilinka a lottare, pallone giocato avanti. Alla fine Sterbini in possesso della sfera, Scerrati la ricerca del gol della sicurezza, la Golbet. Tubani dribbling secco del numero 7, pallone messo al centro, la palla resta lì, alla fine il portiere la blocca e ancora si resta sull'1-0 quando siamo veramente agli sgoccioli di questa partita. 30 secondi al recupero, pallone poi giocato di tacco in maniera un po' velleitaria. Sono 2 i minuti di recupero segnalati ora, 2 minuti. Quella Golbet dovrà fare di tutto per mantenere il gol di vantaggio. La Steaua farà di tutto invece per andare a prendere il gol del pari, che varrà anche il primo punto in classifica per loro. Tubani messo giù e punizione preziosissima guadagnata da Tubani all'altezza del centrocampo. Pantaleoni col tocco per Scerrati. Pantaleoni, buona traccia per Maramao, ha avuto tante occasioni. 2-0 il numero 14, pallone messo al centro, raccoglie Tubani lì sulla bandierina, si riaccentra al numero 7, messo giù. Stavolta il giallo arriva, Tubani bravo anche a non reagire sull'avversario, ne ha subiti tanti di falli. Numero 7 può chiudere in attacco questa partita la Golbet. Scerrati col tocco ravvicinato, arriva ora al cross, lo allontana la difesa, raccoglie Morezzi. Rilancio immediato con Morezzi che era stato anche messo giù. Morezzi per incontro Maramao. Arriva ora il triplice fischio dell'arbitro di misura, la Golbet contro la Steaua 2005, 1-0 il risultato finale.